La direzione distrettuale antimafia di Palermo ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 28 persone coinvolte nella maxi inchiesta Ibris, l'indagine che ha fatto luce sulla piazza di spaccio che insisteva nel quartiere Bronx di Licata. L'operazione, ricordiamo, che fu eseguita nello scorso febbraio dalla squadra mobile di Agrigento, guidata dal vicequestore aggiunto Giovanni Minardi, che portò all'arresto di ben 25 persone, una delle operazioni più importanti della questura di Agrigento. La prima udienza preliminare è in programma il 13 ottobre davanti al GUP del Tribunale di Palermo, Stefania Brambilla. I reati contestati a vario titolo sono associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, nonché di altri reati di diversa tipologia, ma tutti connessi alle varie fasi di commercializzazione della droga e in alcuni casi anche di armi pesanti. La richiesta di rinvio a giudizio è firmata dai sostituti procuratori della DDA di Palermo, Pierangelo Padova e Francesco Dessì, diversi gli imputati. L'indagine nasce del Bronx di Licata, considerato un vero e proprio fortino della droga. Le investigazioni sono state avviate nei confronti di uno degli indagati che nell'ottobre del 2020, a distanza di soli giorni, si era reso protagonista di vari episodi caratterizzati dall'utilizzo di arma da fuoco, tra cui uno che si è verificato a Licata, uno a Gela, il quale era rimasto indagato. La vittima emergerà dalle indagini che con la famiglia del suo aggressore gelese il presunto capo dell'organizzazione licatese avvierà una pactum sceleris finalizzata alla commercializzazione di stupefacenti. L'indagine svolta ha permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza su un gruppo criminale dedito alla commercializzazione dello stupefacente localizzato sul vasto territorio licatese e che aveva ramificazioni per l'approvvigionamento anche nelle province limitrofe di Catania e Caltanissetta. La struttura operativa dell'associazione indagata si dimostrava particolarmente efficace e pericolosa in quanto capace di stringere accordi criminali con tanti soggetti dediti alle medesime attività, radicati nei territori di Gela e ricordiamo anche Catania e Caltanissetta, aprendo altri scenari investigativi sui quali la squadra mobile raccoglieva gravi indizi con il sequestro di rilevanti quantità di droga. Oggi, 13 ottobre, la prima udienza preliminare davanti al GUP del Tribunale di Palermo, Stefania Brambilla.